Dopo l'arrivo del nuovo tecnico biancazzurro Marco Coppa in sostituzione di Nicolò Terranova, la dirigenza biancazzurra, con a capo il patron Giuseppe Deni, ha voluto riconfermare per la prossima stagione di Serie D il proprio capitano ed agrigentino porosangue Alfonso Cipolla, classe 91. Difensore con il vizietto del gol, Cipolla è alla sua quinta stagione in biancazzurro. Nei prossimi giorni, secondo voci di corridoio, sono attese altre riconferme che dovrebbero rappresentare lo zoccolo duro della squadra per la prossima stagione. Si parla con insistenza di Bernardo Baio, di Emiliano Dall'Oro, di Santiago Pavisic, Johan Barrera, ma anche dei giovani Vizzini e Scozzari, rispettivamente classe 2004 e 2005. Ma il sogno più grande è l'auspicata permanenza del centrocampista Desiderio Garufo. Se ne saprà di più sabato prossimo 10 giugno in occasione della presentazione ufficiale del nuovo tecnico Coppa, che si terrà nella sala stampa dello Stadio Asseneto alla presenza della dirigenza. Intanto alcuni protagonisti nel biancazzurro della scorsa stagione, culminata con la promozione in Serie D, saranno premiati nel Castello Branciforti di Raccuia, quindi nel Messinese, con il riconoscimento M. Eward Sergio Granata. La manifestazione, ideata e curata da Fabio Todaro, si terrà domenica 25 giugno a partire dalle ore 17:30. Per quanto riguarda l'Agregas, verranno insigniti il patron Giuseppe Dene come presidente del club vincitore del campionato d'eccellenza Girone A, Antonio Ezzai, miglior portiere, Juan Manuel Barrera, miglior difensore, Desiderio Garufo, miglior centrocampista e anche miglior giocatore in assoluto del Girone A. Inoltre saranno premiati Bernardo Baio quale miglior giovane e lo stesso Nicolò Terranova che è stato il miglior allenatore. Altri premi verranno distribuiti ad altri protagonisti del calcio dilettantistico regionale.